La Pedemontana Veneta, l'inquinamento da fluoro e i finanziamenti ai politici accendono lo scontro nell'ambito delle regionali del Veneto. Ad accendere la miccia è stato Massimo Follesa, portavoce del Covepa, il coordinamento che si oppone da anni alla realizzazione della Pedemontana, la grande superstrada che dovrà connettere il Trevigiano all'Ovest vicentino. Follesa il 7 marzo era in piazza a Castelgomberto, uno dei comuni della Valle del Lagno nel Vicentino, tra i più impattati dal transito della grande arteria. Il portavoce, intervenendo a un incontro con la popolazione con Alessandra Moretti, candidata PD alla carica di presidente della regione, ha attaccato duramente il Partito Democratico, del quale in passato peraltro era stato coordinatore del circolo del vicino comune di Trissino. La questione fondamentale è che il 2 dicembre il governo Renzi rinnova il commissario, lo fa il Partito Democratico che in provincia e di Treviso e di Vicenza ha preso una posizione molto chiara, no? L'eliminazione del commissario e la restituzione ai territori del controllo su questa cosa. In questo momento il commissario è pluriindagato e il governo lo rinnova, lo ha fatto il 2 dicembre però. Lo ha fatto il 2 dicembre, almeno la faccia di cambiare il soggetto, ma invece è sempre quello. In questo momento Pedemontana è di nuovo commissariata e a te chiedo cosa intendi fare, perché se diventerai presidente della regione non puoi continuare con questo sistema. E così gli strali di Follesa si concentrano sul commissario governativo alla Pedemontana, nota come SPV. Il commissario Vernizzi, pur colpito da varie magagne giudiziarie, è rimasto al suo posto, denuncia il Covepa, e tutto per volere dell'attuale governo di centrosinistra. Nel caso in cui il commissario fosse stato cancellato e nel caso in cui l'iter avesse ripreso la via ordinaria, spiegano ancora gli attivisti, si sarebbe potuto ripensare il progetto in termini meno impattanti e molto più economici. Ad ogni modo Moretti, interpellata su un punto molto specifico, ovvero il rinnovo del commissario, si dà invece ad alcune considerazioni molto generiche. Il 16 gennaio ho avviato la mia campagna elettorale, mi sono dimessa dal Parlamento europeo e questa già è una risposta che io ho dato ai cittadini veneti. Intanto io adesso verificherò se è vero quanto tu hai detto sulla responsabilità del governo, perché a me invece risulta che il 29 dicembre del 2014 la giunta Zaia abbia firmato una delibera che io ho chiamato la delibera della vergogna, con la quale la giunta Zaia ha inserito in 2 posti strategici, lavori pubblici e anticorruzione, 2 dirigenti, tra cui anche questo, scarcerati per corruzione e indagati, diciamo, per lo stesso reato. Sì, in secondo luogo avevamo chiesto ragione della proroga dell'emergenza e della nomina del commissario Vernizzi fatta dal governo Renzi, e su questa ci è risultata stranamente impreparata, perché sta in Gazzetta Ufficiale e o non è informata o non legge i giornali oppure è in malafede.